io posso dire che ho avuto un rapporto speciale con mio papà, perché mio papà mi ha desiderato fin da bambina e quindi io sono sempre stata molto attaccata a mio padre, avendo due fratelli molto più anziani di me e quindi io l'ho seguito fin da piccola. Mi portava sempre insomma, nelle gite, se dovevo raccontare qualcosa raccontavo più volentieri qualcosa a mio padre che a mia madre, che magari era più severa. Di ricordi belli ne ho moltissimi, diciamo che i più belli sono sempre stati quelli con cui, quando andavo con lui o ai concerti o alle mostre. Le mostre mio papà le seguiva un po' tutte e ci facevamo anche dei viaggi specifici per andare a vedere, siamo stati ad Amsterdam a vedere Van Gogh, siamo andati a Brescia, siamo andati a Siena a vedere il Beccafumi, siamo andati un po' dappertutto dove c'erano i musei e quello che ho ricordo più toccante è quando siamo andati a Monaco, che siamo andati alla Pinacoteca di Monaco e lui voleva vedere assolutamente quei quadri del Dürer, mi pare sia il Dürer, dove ci sono i 4 evangelisti. E allora siamo andati, abbiamo visitato tutto il museo e quando lui si è allontanato li ha salutati e ha detto: questa è l'ultima volta che vi vedrò. Era già anziano, mi ha commosso perché io mi sono girata, no? Lui era così, li ha come salutati, ha detto, e allora mi sono commossa perché aveva già sugli 80 anni, così, capisci? Lui fin da bambino, per quel ricordo che mi ha detto a me, lui era molto legato a sua mamma e il suo papà era andato in guerra e quindi la mamma ha dovuto fare tutto in quel momento, come in tante famiglie che sono uscite. Poi sua mamma era una donna molto sensibile anche all'arte, così, e suonava il pianoforte. In famiglia sua suonavano tutti uno strumento, quindi facevano anche dei piccoli concerti in casa. È stata una famiglia anche moderna rispetto ai giorni nostri. Sì, che adesso sono un po' tutti così, ma allora... Mia mamma era la classica donna innamorata del marito, che tutto quello che diceva gli andava bene. Volontolava un pochino perché, avendo avuto questa passione per la pittura, lui, non avendo un suo studio, si macchiava spesso, doveva lavorare in salotto, nella camera da letto, quindi lei doveva sentire tutti gli odori di questi colori, capisci, e spostare le cose. Allora magari brontolava dentro di sé, però quando io gli dicevo, non so, ma guarda che forse hai ragione, il papà doveva fare così, non dovevo toccare mio papà. E quando è mancata mia mamma, per lui è stato terribile, perché aveva un ottimo rapporto con mia mamma. Mio papà ha sempre avuto una particolare attenzione per la famiglia, perché ci coinvolgeva tutti, anche i miei fratelli, per dire, era orgogliosissimo dei miei fratelli, tutto quello che facevano, di quello che sono sempre stati anche molto bravi a scuola, quindi lo gratificavano molto con dei risultati sia in pagella che all'università. Per quanto riguarda la pittura si ispirava tanto ai classici, perché allora non aveva queste monografie che ci sono adesso con i colori, così. Però lui leggeva tantissimo e ti dico, è tutta una vita, è sempre andato alla ricerca. La prima cosa che faceva quando andavamo in un paese
che sia in Italia, che fosse anche all'estero, la prima cosa che faceva era quello di parcheggiare vicino alla chiesa e andare a vedere la chiesa. Nelle chiese ci sono tutte queste Madonne, queste maternità dolcissime, quindi si ispirava anche a quello, secondo me, anche ai grandi. Poi accanto a sé, per dire, quando anche io gliel'ho lasciato in camera, lui aveva il Goethe, leggeva in tedesco perché chiaramente era la sua lingua originale, però lui aveva lì davanti sul comodino il Goethe. Lui è nato con la musica, poi anche una grande preparazione anche lì, perché non è che non studiava, aveva dei volumi, mi ricordo, sulla storia della musica che io ho solo sfogliato, mentre lui se li leggeva. Quando noi andavamo al concerto riuscivamo sempre a trovare nei vicini, magari di sedia, di poltrona, perché mio papà faceva sempre i suoi commenti, e allora magari subito si instaurava un rapporto anche con i vicini, perché lui sapeva captare se questo era più bravo, meno bravo, oppure gli piaceva tanto anche complimentarsi alla fine del concerto. Diceva, mamma mia. E la sua frase preferita era anche quella, vedi, e diceva sempre, quando noi entriamo in una sala di concerto, poi quando ne usciamo siamo già diversi. Era vero. Lui è arrivato molto presto su in Cadore, quindi ha subito legato, perché anche lì ci sono sempre stati, sarà stato che c'era la vicinanza di questa nascita del Tiziano, c'erano dei buoni pittori con i quali lui ha legato bene, anche, facevano anche delle mostre insieme, preparavano così, poi infatti è sorto anche il circolo cadorino, così. Dopo lui con loro ha partecipato alla Biennale, aveva buoni rapporti con queste persone. Tutto sommato all'inizio i suoi quadri erano un po' poco capiti, anche proprio per questi fondi anche molto scuri, un po' scene anche tragiche, sì, queste maternità, però non era il quadro d'impatto dei fiori, dei campi, del paesaggio, capisci? C'era sempre la figura e poi queste figure senza volti non è che piacessero a tutti, insomma, capito? Infatti mio papà ha venduto anche pochissimo, ha fatto le mostre, però non è che ha venduto. E infatti anche sua mamma e suo papà, quando hanno visto che lui disegnava, faceva l'avevano preso un po' per matto, e dicevano che questi volti senza occhi, senza naso, hai capito? Già le faceva, però ha sempre disegnato, sempre fatto il pittore, insomma, come suo secondo mestiere quasi, non proprio un mestiere. Per un periodo è stato anche fotografo e si è trovato in questo circolo fotografico di Vittorio Veneto, e quindi a un certo momento, non dico che ha abbandonato la pittura, però si è dedicato molto alla fotografia, perché poi, avendo fatto anche queste amicizie, conoscenti, le avevano addirittura eletto presidente, che lui non se l'aspettava, e quindi dopo, secondo me, lui proprio quei 3-4 anni ha trascurato la pittura, però nel suo intento era anche di far vedere come poteva collegarsi proprio la pittura con la fotografia, che tutto sommato l'esperienza fotografica non è stata male per lui, perché anche lì dopo nei suoi quadri ha dato un'altra impronta, che era proprio quella del taglio fotografico, di tagliare. Quando uno fa una bella fotografia, prima o poi, adesso c'è il computer, ma allora
se le facevano bisognava dare un taglio per mettere in evidenza quello che volevi. E quindi la sua pittura poi è diventata così, perché se vedi gli ultimi quadri sono proprio che centrano tutto il quadro, non lasciano neanche uno spazio, come è la fotografia. Io quando vado a vedermi anch'io i miei musei, i miei quadri, ecco, anch'io forse con presunzione, per carità, però a volte vorrei quasi immaginare anche un quadro di mio papà in un museo un po' prestigioso. Uno mi basterebbe, non dire che è diventato così, però che segnasse questo tempo, hai capito?